La morte di Papa Francesco è stato certamente un avvenimento che ci ha addolorato profondamente, anche se in qualche modo prima o poi le cose avrebbero potuto prendere questa piega. Speravo che alla luce dei recenti momenti di ripresa le cose potessero mettersi per il meglio, invece purtroppo non è stato così. Io ho avuto la fortuna di incontrarlo 2 volte in occasione delle 2 visite ad Elimina fatte nel 2013, quando era stato appena nominato Papa, e poi nel 2024 a febbraio, esattamente l'anno scorso, che abbiamo fatto la seconda visita pastorale, e in ambedue le occasioni ne ho ricevuto una grande e positiva impressione di un uomo che aveva una visione davvero lungimirante, sia negli aspetti positivi della vita dell'umanità e della Chiesa, sia negli aspetti più pericolosi e nei rischi che la Chiesa e l'umanità potevano correre. Ricordo che nel 2013 sentii per la prima volta dalle sue labbra l'espressione terza guerra mondiale a pezzi, e mi ha molto colpito, ed è un concetto che poi si è purtroppo realizzato e sta realizzandosi. Io credo che dobbiamo ringraziare davvero il Signore per il dono di questo pontefice e pregare non solo per lui, il suffragio della sua anima, ma anche per la Chiesa, perché chi lo sostituirà possa essere un pontefice che, come tutti gli ultimi papi, hanno saputo guidare la Chiesa con grande sapienza spirituale, con grande determinazione e con la grazia del Pastore Supremo che è Gesù Cristo. Preghiamo dunque per la Chiesa perché possa essere guidata da un pastore che le aiuta a compiere la volontà del Signore.